Grazie mille dell'introduzione. Io sarò breve, ma certamente voglio darvi qualche spunto su appunto una delle pratiche. Mi pare che oggi discutere di investimenti nei trasporti, nelle infrastrutture, nella logistica, immaginandosi un mondo senza privati sia una cosa antistorica. Per privati si intendono industriali, operatori dei servizi, intermediari, finanziatori, quindi una vasta platea di soggetti che hanno un know-how, innanzitutto, che non abbiamo nel pubblico. Anche normale la divisione del lavoro, no? Si fanno mestieri diversi, però diciamo nel privato ci sono conoscenze tecniche, finanziarie, tecniche finanziarie soprattutto, anche giuridiche a volte, più evolute, che consentono di completare o chiudere un'operazione complicata come può essere il finanziamento di un'opera, la gestione di un terminal, l'apertura di uno stabilimento industriale, logistico in un'area portuale. Quindi raccolgo l'invito iniziale e trovo che questo seminario sia esattamente questo, cioè mettere a fatto comune la parte pubblica e la parte privata e capire quali sono i punti più rilevanti. Io ho incontrato, mi sembra che la cosa più semplice da dire sia come al solito partire dalla realtà, ho incontrato negli ultimi mesi diversi fondi che hanno iniziato a operare a Genova e ho trovato le loro domande, i loro dubbi, le loro interpretazioni assolutamente ragionevoli e sensati, cioè sarebbe quello che secondo me farebbe una persona di buon senso, ma che avrei fatto anche al posto loro. E io d'altro canto, come vedete brevemente, ho detto quelle che sono invece le mie aspettative di parte pubblica. Intanto, se un soggetto privato oggi intende entrare nel mondo, chiamiamolo, dello shipping, si trova a che fare con un primo problema che è quello del posizionamento competitivo dello scalo in cui si interviene. Io posso avere un impianto, voglio entrare in un terminal, voglio partecipare alla realizzazione di un'infrastruttura portuale, in un terminal che ha un semplice bacino di utenza regionale, collaudato, e quindi conosco bene il suo mercato di riferimento, quindi posso fare un'analisi della domanda e dell'offerta in base allo stato delle strutture portuali abbastanza agevole, e da quel punto di vista non ci sono particolari problemi. Ma così non è per moltissimi degli scali, certamente non Genova. In questo momento europei, parliamo di casa nostra, insomma di scali che stanno sulle grandi rotte dal Far East all'Europa, e che poi naturalmente dall'Europa vanno anche nelle Americhe. Perché le evoluzioni in atto in questo scenario, in questo comparto, sono, come tutti sapete, estremamente rilevanti. C'è innanzitutto una nota di fondo: questo è un settore sempre più oligopolistico. Oligopolistico vuol dire che chi decide, sia PSA nel terminal, siano le grandi alleanze internazionali nello shipping, siano i grandi operatori intermodali della logistica a terra, decide velocemente, discrezionalmente, senza particolari costi di transazione. Questo espone sicuramente la parte pubblica, con tutti gli adeguamenti, no? Il gigantismo e mille altre creazioni, ma tutto sommato anche un investitore privato ad alcune valutazioni. Ora, questo a prescindere da quanto l'investitore privato sia, come dire, un alleato, faccia parte di un'alleanza, di un raggruppamento con eventuali terminalisti o abbia particolari conoscenze con compagnie armatoriali, ma nei miei incontri, anche prima in altri settori della vita lavorativa, ma non importa, i miei incontri con gli investitori, l'investitore certamente come primo punto vuole capire
sulla dotazione infrastrutturale dello Scalo, perché io posso avere anche i migliori auspici di una compagnia amatoriale, posso avere grandi terminalisti come noi abbiamo a Genova, ma poi un investitore, se deve guardare a medio e lungo periodo, guarda le strozzature, le criticità dell'accessibilità, guarda le criticità nella movimentazione, guarda le criticità nei treni della ferrovia a lunga percorrenza, eccetera, eccetera. Terzo punto delicato è ovviamente l'efficienza del porto. A me tutti i soggetti privati, ad esempio, domandano: ma qual è lo stato delle relazioni industriali in questo porto? Ma qual è lo stato dell'innovazione tecnologica in questo porto? Lo sportello doganale, cioè tutto quello che poi garantisce un funzionamento smooth e a costi ragionevoli del porto. Queste sono, a mio modo di vedere, tre grandi tematiche di sfondo che sono certamente tenute in considerazione da parte delle private che deve intervenire. Scendendo di livello poi a un terreno pratico, cosa finanzia il privato? I privati, se voi vedete i piani di impresa, per esempio dei 3 concessionari che noi abbiamo recentemente prorogato qua a Genova, un esempio, i privati finanziano essenzialmente attrezzaggio delle banchine, ordinano le gru, impianti, qualche volta ferrovia, tutto ciò che consente a un manufatto portuale, cosiddetto per mare, consegnata prevalentemente all'attività portuale allo stato di manufatto fisico, lo attrezza e gli consente di operare. Cosa non finanzia il privato? Una baraonda di roba. E qui iniziano i problemi, cioè il privato non finanzia tutte le opere fredde, non finanzia le dighe, non finanzia i dragaggi, non finanzia il consolidamento delle banchine, non finanzia l'accessibilità stradale, non finanzia l'accessibilità ferroviaria, non finanzia la ferrovia a medio e lungo percorrenza. A Genova tutto questo vale 10-15 miliardi di euro. Come, diciamo, dialoga il privato con il pubblico a fronte di questa grezza ripartizione di cose che faccio io e di cose che fa il privato? Allora, un primo punto ovviamente molto interessante, ma molto difficile, è che il privato vuole capire come gli investimenti di parte pubblica sono finanziati. Quindi, per poter dialogare in modo efficace con i privati, bisogna che l'autorità portuale abbia una chiarezza sullo stato delle fonti finanziarie non gestite autonomamente dall'autorità portuale, esempio classico, i contributi pubblici, che devono arrivare per garantire il finanziamento di opere necessarie al funzionamento delle parti, delle macchine, degli impianti che il privato vuole costruire o gestire. Poi deve avere uno strumenti propri, essenzialmente il bilancio e il POT, il piano triennale, dove si capisca come sono, quante somme, come sono allocate le risorse finanziarie dell'autorità portuale, come sono allocate per quantità e temporalmente, nel senso diacronico, perché chiaramente noi lo vediamo tutte le volte che incontriamo un grande operatore, abbiamo approvato recentemente Bettolo e altri anche i televisionari, loro devono vedere concretamente che le cose di cui hanno bisogno sono finanziate con risorse certe secondo un sviluppo temporale coerente con i loro bisogni. La seconda cosa, che riguarda tutti i comparti, molto in questo momento esempio delle crociere, sono le garanzie sui tempi. Punto, se possibile, più dolente, direi il più dolente nella competitività di uno scalo italiano, certamente di Genova, per dare le adeguate garanzie a un privato sui tempi di correre delle strutture. Questo perché ci sono problemi di rafforzamento tecnico
inauguro la nave, se io ho un brutto contenzioso, mi impantano perché fallisce l'impresa appaltatrice, cosa succede? Allora noi lavoriamo con il piano A, il piano B, il piano C, però non è un modo di lavorare, e questi fattori esogeni voi sapete condizionano significativamente. Io auspico sempre la pace sociale, diciamo, dove opero, ora sono a Genova, chiaramente vedo un bel po' di avvocati in sala, diciamo, no, è una pace relativa, però capite che queste cose condizionano. Chiudo con qual è il luogo, lo strumento dove parla il pubblico e il privato, a mio parere di fondamentale importanza del privato, è la concessione, è il documento concessorio. È lì che si scrivono le clausole che governeranno per l'intera durata del rapporto concessorio onori e oneri delle parti. Da questo punto di vista il settore portuale è un po' meno sviluppato rispetto ad altri settori trasportistici, nel caso in cui parliamo ancora di concessioni demaniali che dà un'idea un po' più statica rispetto alle concessioni trasportistiche, però i temi sono abbastanza simili. Quindi ci deve essere nello strumento concessorio una grandissima chiarezza sul momento di genesi, sulla durata e sul rinnovo del rapporto alla sua scadenza. Devono essere procedure che rispettano tutte le norme comunitarie italiane di trasparenza, di pubblicità, di competitività previste. Ci deve essere una chiara ripartizione, cosa che oggi non è. Ripartizione del chi fa cosa, degli oneri. Io oggi ho in condominio, se decidiamo qua di fare una banchina, c'è un rapporto in cui l'autorità portuale deve fare una cosa, quando ha finito la cosa arriva il concessionario, se la cosa non è fatta bene il concessionario giustamente dice non è fatta bene, allora questo appesantisce enormemente il rapporto già complicato il suo. In altri settori si approva la concessione, si danno le chiavi in mano al concessionario che, come dire, vedi soltanto nelle visite ispettive e alla fine dell'anno per verificare che il programma di investimenti sia stato realizzato. Non è questa continua, e quindi io prediligo la separazione delle responsabilità, non la sovrapposizione. Nella realizzazione delle opere questo è arrivato. Ultima considerazione, un apparato sanzionatorio in caso di inadempimento e di adeguate garanzie sempre in caso di inadempimento per entrambe le parti. Deve essere un apparato, sia le sanzioni sia le garanzie devono essere poche, semplici, di chiarissima lettura, il privato deve sapere quali sono e deve essere tutelato a fronte dell'eventuale inadempimento della pubblica amministrazione, quindi un sinallagma che si tiene. Noi l'abbiamo già provato questo modello concessorio, spero che venga accolto bene, so che c'è un budget plan, io penso che poi ci sediamo a tavola e ne parliamo, quello si fa in quanto si